punto di vista all'inizio c'è stato un livello di performance che era più alto di quello che oggi riusciamo ad ottenere nell'acquedotto delle zone colpite, perché all'inizio non c'era ancora una conoscenza tecnologica sufficiente per riuscire ad abbattere queste sostanze, e via via nel tempo le performance anche sono via via migliorate. Poi, diciamo così, quando si parla di limiti e di acqua, sostanzialmente si fa a volte un po' fatica perché c'è l'acqua potabile, che era quella di cui stavo parlando poco fa, poi ci sono anche altre acque, ovviamente, nel senso che hanno una gestione diversificata rispetto, diciamo così, all'acqua potabile. Per esempio c'è gli standard di qualità ambientale per le acque superficiali. Per esempio le acque superficiali, laghi, fiumi, canali e quant'altro, non sono acque potabili, nel senso che non sono accessibili all'utilizzo umano in maniera diretta, se non tramite potabilizzazione evidentemente, per cui sostanzialmente è stato fatto in via successiva sia un provvedimento che è andato a normare questo tipo di acque, quindi i livelli per le acque superficiali, questo già nel 2015 con il decreto legislativo 172 in attuazione della direttiva europea, e poi la fissazione di valori di soglia per la definizione del buono stato chimico delle acque sotterranee, che sarebbe le acque di falda, e questo con un decreto ministeriale del 2016, attraverso ovviamente, nel senso, non soltanto atti di carattere burocratico, ma c'erano questi comitati scientifici a metà tra regioni, in particolare Regione Veneto, in particolare Ministero dell'Ambiente e Ministero della Sanità, che insieme all'Istituto Superiore di Sanità fissavano i vari elementi in ingresso per arrivare poi alla definizione dei vari limiti. Un altro limite su cui si è discusso a lungo era quello delle acque reflue, ovvero la competenza tecnicamente con il 152/2006 sarebbe di più della regione, oppure potrebbe essere che anche la regione fissa questi limiti, e via via, insomma, ecco, c'è stata la polemica che quasi tutti conoscono. Da questo punto di vista io penso che noi abbiamo fatto una serie di azioni, altre cose che abbiamo messo sul tavolo quando abbiamo compreso, per esempio, che c'era qualche problemino relativamente anche alle indagini in corso nei confronti del soggetto individuato come responsabile rispetto a questo inquinamento, ovvero la società Ramitemi. Abbiamo ritenuto insieme a Mete di coinvolgere, tra l'altro anche Laura Puppato, che è una senatrice della nostra regione, che nel frattempo era diventata membro e capogruppo del Partito Democratico nella cosiddetta commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti e le ecomafie. Il presidente è un'altra figura, un parlamentare, un deputato del Partito Democratico, l'onorevole Sandro Bratti, che sostanzialmente è stato investito della necessità di individuare un'indagine specifica, perché erano già stati in Veneto qualche tempo prima, avevano affrontato la questione dentro la redazione del Veneto, ma in verità abbiamo ritenuto, io, Laura Puppato ed Ermete, di chiedere un intervento più specifico, e addirittura hanno fatto una prima redazione nel 2016 sarà stata, che è uscita, che avevamo presentata in bozza all'incontro fatto a Legnano, l'ho venuto io con la relazione ancora in bozza, non era stata ancora approvata dal Parlamento, e successivamente quest'anno hanno fatto una seconda missione, in particolare su Vicenza, per cercare di portare avanti una serie di questioni. Ecco, io penso che l'intervento della commissione di inchiesta sia stata di impulso importante rispetto a poi al fatto che ciascun altro ente abbia sostanzialmente agito in maniera forse più incisiva che in passato, e da questo punto di vista credo che anche il ruolo che abbiamo cercato di avere noi di sollecitare questi tipi di intervento e la presenza in Veneto della commissione d'inchiesta sia stata sicuramente importante.